Buonasera cari amici tifosi del Napoli e non solo, ben ritrovati con il consueto appuntamento di Speciale Calcio Mercato, il nostro format che da qui ai prossimi minuti andrà ad approfondire tutte quelle che sono le tematiche di mercato e non solo in casa partenopea. Sono delle ore davvero caldissime per quanto riguarda il nome di Alessandro Buongiorno, il profilo preferito da Antonio Conte e non solo, che si avvicina sempre di più al Napoli. Tra poco andremo a leggere e a commentare con voi tutte quelle che sono le ultimissime proprio su questa trattativa tra Napoli, Torino e l'entourage del difensore. Una buonasera a tutti voi da parte del sottoscritto Riccardo Catapano, con me c'è il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia che vado a salutare e ringraziare. Ricordo che potete seguirci sul canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche sul nostro canale ufficiale YouTube. Questa sera Riccardo al quadrato, Riccardo Catapano e Riccardo Nicotra con me. Ciao. Buonasera, buonasera, ciao Ricky. Che piacere essere con te questa sera a commentare le ultime di calciomercato. Sono già sicuro, non è che lo sono, lo so perché insomma ne abbiamo già commentato attraverso anche i giochini che noi facciamo tra l'altro in redazione, ma che avete visto anche su YouTube. Insomma, il nome di Alessandro Buongiorno ci mette d'accordo tutti e due, come difensore centrale. Credo che di meglio in questo momento per parametri, per italianità, per costi, per età, di meglio era difficile andare a prendere. Era il nostro preferito e guarda Sì. caso adesso Buongiorno è molto vicino, anche visti gli ultimi aggiornamenti, Ricky, quindi secondo me il Napoli sta facendo un grandissimo investimento. Sono assolutamente d'accordo con te. Hai parlato degli ultimi aggiornamenti e io li andrei proprio a leggere gli ultimi aggiornamenti a questo punto che arrivano da Sky Sport. Vado anche a ringraziare, come di consueto, tutta la redazione che lavora H24 sul nostro portale calcionapoli24.it. E ormai ci siamo, fumata bianca ad un passo, riportano da Sky Sport, clausola valida dopo 3 anni. Andiamo a leggere proprio i dettagli di questo importante aggiornamento che arriva dal collega ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Napoli e Torino, lo sappiamo, hanno trovato una base di accordo sui 35 milioni di euro più 5 di bonus, 4 un po' più semplici, uno un po' più difficile da andare ad incassare, ma soprattutto quest'oggi c'è stato un ennesimo incontro con il DS Giovanni Manna e l'agente di Alessandro Bongiorno, al quale ha preso parte anche il presidente Aurelio De Laurentiis, e i risultati sembrano essere piuttosto positivi. Leggiamo proprio gli aggiornamenti di quest'ultima ora. Nella serata di mercoledì Napoli e Torino, come detto, avevano trovato un accordo sulla base di 35 milioni più 5 di bonus. Quest'oggi altro incontro tra le parti. L'incontro ha dato delle novità molto importanti, mancano ancora alcuni dettagli per arrivare alla fumata bianca, ma anche per quanto riguarda l'accordo con il difensore si è quasi al traguardo. Nel contratto di Buongiorno con il Napoli potrebbe essere inserita anche una clausola di risoluzione valida dopo 3 anni. Questo tra l'altro è un aspetto che il Napoli vorrebbe evitare. Magari si sta venendo incontro a quelle che sono le esigenze del calciatore, del suo entourage. Il Napoli, da quello che so io, vorrebbe evitare questo scenario della clausola, poi da capire anche il valore di questa clausola inserita nel contratto di Buongiorno. Napoli che sembra essere un po' reticente alla fine, però potrebbe fare un passo verso il difensore Granata per accontentare Antonio Conte. E ti chiedo proprio questo, Ricky, insomma, Alessandro Buongiorno, Antonio Conte, che binomio è e soprattutto quanto è stato importante proprio l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli per far sì che Buongiorno decidesse di accettare la piazza partenopea, perché ricordiamo su di lui c'era anche l'Inter. Ma Ricky, innanzitutto ti direi che è fondamentale, ma questo insomma non è che devo sottolinearlo io, era sotto gli occhi di tutti. Buongiorno, tra l'altro, ha rifiutato anche la Juventus, l'abbiamo detto già anche Sì, vero. ampiamente sul nostro sito. È chiaro che poi c'è anche la dinamica Torino-Juve, era difficile insomma poi spostarsi dall'altra sponda di Torino per uno così affezionato alla maglia granata come Buongiorno, però la cosa che vorrei sottolineare è proprio sulla clausola.
Secondo me Mm. il fatto che il Napoli stia cercando di magari proprio cancellare questa possibile clausola o comunque rimandarla almeno a 3 anni, secondo me significa che il Napoli sta cercando di investire sul futuro del giocatore in modo da trattenerlo il più possibile. Poi, appunto, dobbiamo vedere le cifre, come dicevi poco fa. Sì, sono d'accordo con te. Tra l'altro, a proposito di clausole, ovviamente operazione diversa per costi, però anche per Rafa Marin, che è un giocatore ormai anche lui promesso sposo degli azzurri, tra l'altro dovrebbe svolgere le visite mediche 1 o 2 giorni prima dell'inizio del ritiro di Di Maro, quindi terminando le proprie vacanze ed essere comunque tra i convocati di Antonio Conte per il primo ritiro che si svolgerà in Trentino e che vedrà anche il nostro Riccardo Nicotra in prima fila a battagliare e a sgomitare tra le montagne della Val di Non. Detto questo, tornando a Rafa Marina, anche lì tu giustamente dicevi con Alessandro Buongiorno il Napoli sta cercando di trovare una quadra per quanto riguarda questa clausola perché vuole puntare e ha visto Alessandro Buongiorno come un perno fondamentale per il proprio futuro. Ecco, con Rafa Marin il fatto che tu lo paghi 12 milioni quest'anno, c'è una clausola di recompra valida per 2 anni per il Real Madrid che tu puoi di fatto raddoppiare con altri 10 milioni. Quindi il Napoli si conferma ancora una volta una squadra che sì, è vero, nell'immediato va ad operare, va ad acquistare anche dei giovani, ma soprattutto poi è una squadra che tende a far crescere questi giovani affinché possano diventare dei perni fondamentali in quello che poi è lo sviluppo Certo, guarda, della guarda al propria rosa. futuro. Guarda al Sì, futuro, sì, sì, sì. Ricky, e alla fine se ci pensi, il Real Madrid poi è noto per queste clausole di recompra, già in passato ha abituato insomma i suoi tifosi e tutto l'ambiente calcio a quella che è la clausola di recompra, l'abbiamo praticamente imparata con Real Madrid, Sì. è stata tra l'altro anche utilizzata dal Real stesso per ricomprare Morata, se vi ricorderete, insomma in passato, quindi anche in quel caso lì, se Rafa Marin si dovesse rivelare un grandissimo talento, poi se il Real Madrid dovesse decidere di ricomprarlo alle cifre che ormai conosciamo, almeno entrano dei soldi. Anche lì mi sembra un'ottima mossa Esattamente. di mercato. Finalmente si Anche sta perché si parla di forse. cifre vicine ai 70 milioni, alla Esatto, fine, quindi esatto, esatto, l'opzione successiva. Sì, però esattamente. mi sembra che il Napoli stia iniziando ad operare nuovamente da Napoli sul mercato. Ed Mm. è una cosa importante perché forse nella stagione scorsa non si è visto. Io non credo che Rafa Marin sia un colpo che si possa equiparare, per esempio, a Nathan dell'anno scorso, che forse è stato preso poi un po' a fine mercato al ritiro di Castel di Sangro arrivò, e, insomma, anche lì quel colpo non è che ci ha convinto così tanto. C'è stato un po' di presunzione l'anno scorso, secondo me, nel mercato, perché da campioni d'Italia si credeva che la squadra potesse andare avanti praticamente da sola, così invece non è stato. Quindi questi sono gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda Alessandro Buongiorno. Tra l'altro, chiedo lumi al nostro Emanuele Bernardo, dovremmo avere, anzi dovremmo poter sentire anche le parole di Urbano Cairo a proposito di Alessandro Buongiorno, perché poi vorrei fare anche un parallelismo con quello che diceva Cairo prima dell'Europeo e quello che ha detto oggi. Andiamo ad ascoltare un attimo le parole di Urbano Cairo e poi le commentiamo insieme. Manoli è un tecnico che abbiamo scelto, diciamo, in virtù di cose buone fatte da quando lui è diventato primo diciamo, di squadre professionistiche. Lui ha vinto, diciamo, una Coppa di Russia allo Spartak, è poi ritornato in Italia e ha preso Venezia in condizioni molto difficili l'anno scorso, non la scorsa stagione, quella precedente, e lo ha riportato a dei buoni livelli facendo i playoff. Non li ha vinti, quest'anno invece li ha vinto, quindi ha riportato il Venezia in Serie A. È un allenatore relativamente giovane, con buone idee, con capacità, diciamo, e attenzione alla difesa ma anche all'attacco. Ho evidentemente molto fiducia, però come dire, adesso cominciamo, facciamo la squadra e poi vediamo. Buongiorno, evidentemente è un giocatore che piace molto, che è molto seguito da più squadre. Io da quando lui è stato in Germania per gli europei non l'ho più sentito, se non messaggi, come dire, di incoraggiamento, di positività. Ovviamente, diciamo, prima di prendere qualsiasi decisione relativamente a Buongiorno, io voglio
incontrare, parlare col ragazzo e sentire da lui cosa pensa, come si è fatto l'anno scorso decidendo poi di tenere Buongiorno. Quindi io voglio, come dire, ok, l'interessamento fa piacere perché il fatto di avere un giocatore così bravo e così di qualità è bello che venga apprezzato da tante squadre. Poi però prima di prendere decisioni io mi devo sedere con lui, parlare con lui e sentire lui cosa vuole. Un calendario certamente è una partenza impegnativa, no? Milan, Atalanta, stiamo parlando di squadre titolate, di squadre importanti, poi Venezia che comunque sia è una neopromossa, quindi certamente vogliosa e animata da spirito combattivo. Diciamo che insomma, come sempre, no? Poi prima o poi si devono incontrare tutte le squadre, per cui però certamente è una partenza importante. E insomma, poi ovviamente noi ci concentriamo su quella che è la parte relativa ad Alessandro Buongiorno. Prima dell'Europeo diceva: Buongiorno è il nostro capitano, resterà con noi per tanto tempo, non è sul mercato, eccetera, eccetera. Adesso siamo arrivati a: gli interessamenti fanno piacere, ma devo parlare con lui, non lo sento da prima dell'Europeo, devo parlare con lui per capire quello che insomma mi vorrà dire e dovrà appunto avere questo faccia a faccia con me. Mi sa che la strategia di Urbano Cairo, di un europeo da protagonista di Alessandro Buongiorno per magari aumentare quella che era la sua valutazione, che a un certo punto, secondo alcune voci, doveva sfiorare addirittura i 50-55 milioni. Insomma, questa strategia non è stata proprio vincente questa volta, no, per il Torino. Vabbè, valutazione che sarebbe stata nettamente eccessiva, lo possiamo dire tranquillamente perché Buongiorno è un ottimo giocatore, ma 55 milioni di euro veramente, veramente sono troppi, sono cifre secondo me da Premier per questo tipo di giocatore. Ci hanno Eh, pagato Kim l'anno scorso per quella cifra, il Bayern Monaco, quindi. quindi, Ricky, cosa dirti? Io credo che Cairo sia un vecchio volpone in merito, giustamente tira l'acqua al suo mulino, e fondamentalmente è il gioco delle parti nel calciomercato. Quindi, in questo momento io credo che Cairo stia anche un po', passatemi il termine, indorando la pillola per i tifosi Granata, perché io credo che anche loro sappiano che poi alla fine Buongiorno andrà via dal Torino e io credo proprio che andrà al Napoli. Eh sì, l'operazione è davvero molto molto vicina alla fumata bianca. Noi ovviamente non è che ci vogliamo sbilanciare, sono queste le ultime che arrivano da Milano. Tra l'altro abbiamo visto proprio in compagnia dell'agente di Alessandro Buongiorno Giovanni Manna, Aurelio De Laurentiis, c'era anche Chiavelli e quando si muove l'amministratore, che è anche denominato l'uomo dei contratti in Casa Napoli, insomma vuol dire che qualcosina effettivamente si sta muovendo, sono ore importanti quindi per la situazione relativa al passaggio di Alessandro Buongiorno in azzurro e sarebbe dopo Rafa Marin un ulteriore upgrade. A questo punto manca il terzo dei tre caballeros lì dietro a proposito di spagnoli, Mario Hermoso. Lì situazione un po' più complicata in questo momento perché se si è trovata una quadra dal punto di vista delle commissioni è già un primo scoglio importante da superare. In questo momento balla ancora 1 milione e mezzo per quanto riguarda la richiesta di ingaggio di Mario Hermoso che si è svincolato dall'Atletico Madrid e l'offerta del Napoli. Hermoso chiede una cifra vicina ai 5 milioni netti, il Napoli si avvicina più ai 3,5 bonus vicino ai 4, quindi continuiamo un pochino a vedere questa forbice abbastanza larga. Ti chiedo anche un tuo giudizio a questo punto su Mario Hermoso, perché è ovvio che se il Napoli dovesse portare a casa questo triplo colpo per quanto riguarda i tre centrali difensivi, sarebbe tutt'altra storia, almeno sulla carta. Poi c'è il campo che sarà verdetto e giudice ultimo. Allora, Ricky, innanzitutto volevo segnalare che da aggiornamento dell'ultima ora, Mm, ringrazio Erika Merolla che ha inviato insomma la notizia, a quanto pare anche l'Inter pare stia tentando l'affondo per Hermoso. Questo insomma questo è molto la notizia che importante. porta tra l'altro il nostro collega Orazio a comando insomma quindi c'è questa notizia comunque da verificare fino in fondo, ma anche lì l'Inter se tenta il colpaccio per Hermoso, Mm. stiamo a vedere, non voglio esprimermi più di così, però insomma, fino a poco fa sembrava che la trattativa fosse in discesa, che le commissioni, insomma, che sembravano il problema principale, erano state un po' superate,
però c'era insomma questa forbice tra la richiesta dell'entourage e poi invece l'offerta del Napoli sull'ingaggio del calciatore. Mario Hermoso, come te lo posso giudicare? Semplicemente un ottimo giocatore, tant'è che anche all'Atletico Madrid ha fatto vedere di cosa è capace. Il video che sta girando tanto sui social per ricollegarci, insomma, è Mm. quello del salvataggio sulla linea, un po' tutti lo stanno ricondividendo, però in generale ti direi che Hermoso secondo me andrebbe a completare questo trio con Rafa Marin e Buongiorno, che sarebbe veramente importante. Poi bisogna vedere anche il Napoli cosa sceglierà di fare con i suoi. Assolutamente sì, anche perché tra l'altro vi invito a leggere anche un focus del nostro Claudio Russo che trovate su calcionapoli24.it a proposito di quelle che sono le famose liste. Io spesso batto Esatto. su questo aspetto delle liste perché possono essere sempre un indicatore molto importante di quella che è la tipologia del mercato che poi andrà a fare il Napoli, soprattutto perché Rafa Marin, l'abbiamo detto, è un colpo. È un doppio colpo perché lui è under in questo momento, quindi rientra nella lista under, non va a occupare uno dei 17 slot degli over. Perché dico un doppio colpo? Perché il Napoli quest'anno non ha più il doppio jolly di Kvaratskhelia e Nathan, entrambi passano dalla lista under, dai 2002 in poi sono considerati under, alla lista over e quindi questo è sempre un indicatore ben preciso di dove può e andare a parare il Napoli in base appunto agli slot necessari. Spinazzola, ci chiedono di Spinazzola, Vincenzo Rea, super malatissimo del Napoli su YouTube che vado a salutare, ci chiede di Leonardo Spinazzola. Io ti dico che il Napoli in questo momento ha in pugno Leonardo Spinazzola, però si sta ancora discutendo di qualche, non dico clausola, qualche cavillo da quel punto di vista. Il Napoli vorrebbe offrire un annuale con opzione, il ragazzo vorrebbe biennale garantito, in quel caso il Napoli vorrebbe tutelarsi, lì sì, con una clausola relativa alle condizioni fisiche di Leonardo Spinazzola, però c'è grandissima apertura da parte di entrambe le parti affinché si possa arrivare ad una conclusione positiva. Io ti dico la mia, Righe, per quanto riguarda Leonardo Spinazzola, con il Napoli che ha solamente il campionato l'anno prossimo, per me è un colpo a zero da 10. Non dico da 10, ma approvatissimo. Io sono abbastanza d'accordo con te, Ricky. Forse 10 è eccessivo, No, perché 10 mi sono comunque fatto pigliare un po' dall'entusiasmo con eh Spinazzola, sì, 10 no, sì, sì, penso sia un po' esagerato anche io. forse un pochino sì, però va detto che comunque a parametro zero un giocatore che ha fatto Roma, Juve, Atalanta, cioè insomma un giocatore importante come Spinazzola, può fare molto bene. Poi io non sono sicurissimo che toglie il posto ad un lottatore come Mattias Oliveira, che tra l'altro sta facendo un'ottima Coppa America anche in gol contro gli Stati Uniti, perché io credo che Conte adori quel tipo di giocatore se Mattias Oliveira realmente andrà ad allenarsi in quel tipo di modo lì. Quindi, certo, avere sulla fascia sinistra due giocatori come Mattias Oliveira e Leonardo Spinazzola, che soprattutto se riesce ad essere al top della condizione fisica, dati i suoi acciacchi, anche qui stiamo rimarcando quello che dicevamo prima, ci si sta muovendo molto bene sul mercato. Tra l'altro, tra poco stiamo provando con Emanuele Bernardo farvi vedere l'agente di Alessandro Buongiorno, che insomma è stato intercettato dai colleghi di Tutto Mercato Web e ha rilasciato qualche dichiarazione, non si è sbilanciato, ve lo inizio a dire, ma un paio di battutine, perché insomma dove è stato pizzicato davanti alle sede dell'Inter dopo il colloquio con De Laurentiis e stiamo provando un attimo a capire se riusciamo a mandarvi questo video, altrimenti poi dopo vi leggeremo quello che sono le sue dichiarazioni. Torno ancora una volta su Spinazzola perché insomma io sono d'accordo con l'analisi che facevi, poi tra un poco andremo anche al telefono. L'unico dubbio che ho io, nonostante approvo, per quanto possa insomma interessare la mia approvazione su un'operazione Spinazzola, l'unico dubbio è riguardante le condizioni di Spinazzola unite a quelle di Olivera, anche lui reduce da un infortunio piuttosto serio e da qualche problemino muscolare nell'ultima stagione. Mm, Troppo un azzardo puntare su questi due giocatori in lo stesso ruolo, in un ruolo così delicato, oppure il Napoli avendo, faccio un esempio, anche un giocatore come Mazzocchi che può giocare sulla sinistra, magari mantenendo un giocatore come Zerbin, seppur con caratteristiche differenti,
questo rischio lo ha calcolato? Ma innanzitutto io non sono così sicuro che il Napoli tenga Zerbin. Mm. Eh, Però, detto ciò, l'alternativa a Mazzocchi secondo me può essere utile. E poi che sia un azzardo, insomma, qui ritorniamo al format che abbiamo fatto insieme dei giochi e che io invito ad andare tutti a vedere su YouTube. Anche lì, ragazzi, insomma, io direi che è necessario comunque affidarsi a Conte. Non riesco a dirti altro. Io credo che se Conte, e credo che lo voglia anche lui, Spinazzola, non sia soltanto una mossa di manna, credo che uno si deve affidare a Antonio Conte, ma vale lo stesso anche per Lukaku. Non voglio spoilerare nulla, se ne parleremo dopo, però Sì, ne parleremo. Però a questo punto, ogni promessa è debito, andiamo a sentire velocemente le parole dell'agente di Alessandro Buongiorno. Su Buongiorno a Napoli, ci puoi dire qualcosa? Buongiorno all'Inter. C'è la possibilità. È chiusa Due il battute, no. due battute, No, due, no, ba- dai, dici una cosa due su Buongiorno. battute, due battute anche con l'Inter perché per capire un po', ma solo questo. Abbiamo fatto una chiacchiera, un po' di chiacchiere. Aspetta, solo una roba, su Frattesi ci puoi chiarire un attimino la sua posizione perché sono uscite tante cose, magari. Adesso abbiamo parlato di altre cose, adesso ingeribile per l'Inter. Certo, ma adesso abbiamo parlato di altre cose, adesso abbiamo parlato di Carboni, forse mezza battuta su Buongiorno l'abbiamo messa in piedi, Quindi però Frattesi rimane. Ciao Beppe. Ciao, grazie. Forse mezza battuta su Buongiorno con l'Inter l'abbiamo messa in piedi. Beh, adesso i tifosi del Napoli iniziano a tremare a queste parole, insomma, di Giuseppe Riso, agente proprio di Alessandro Buongiorno, e quest'oggi è stato a colloquio con il Napoli. La visita con l'Inter, lo possiamo dire, è stato prevalentemente per definire quello che è il futuro di Valentin Carboni. Poi, tra il serio e il faceto, Beppe Riso dice: no, due battute anche con l'Inter per capire un po'. Abbiamo fatto una chiacchiera su Buongiorno. Forse per dire dirigetevi su altri lidi perché col Napoli ormai siamo in chiusura. La vediamo così, lato positivo. o forse anche per tirare l'acqua al suo mulino, come è giusto che sia Certo. dalla sua parte. Insomma, anche lì io credo che Beppe Riso sappia il suo. Io non lo so, non mi preoccuperei più di tanto. Magari se proprio dovessi guardare dove preoccuparmi, lato Inter, ne parlavamo poco fa, guarderei più su Hermoso perché lì magari una Mm. situazione un po' più spinosa e il giocatore comunque è stato in orbita Inter anche per buona parte, diciamo, dell'inverno e quindi forse mi preoccuperei più lì rispetto a Buongiorno. Assolutamente sì, insomma, io credo che sia una battuta quella di Giuseppe Riso per quanto riguarda la questione Buongiorno. Il Napoli è nettamente avanti perché ha trovato anche un accordo con il Torino, cosa che l'Inter non ha fatto. Stiamo parlando poi di cifre importanti, 35 milioni più bonus per quanto riguarda Buongiorno. Io non credo che l'Inter sia disposto a spendere tanto per un difensore, magari una battuta tra il serio e il faceto, anche per far sì che De Laurentiis, che però non credo che si faccia intimorire più di tanto da questa battuta di Giuseppe Riso, possa concedere insomma anche questa questione relativa alla clausola dei diritti d'immagine, che sono gli ultimi due nodi di fatto da sciogliere nella trattativa Buongiorno prima che il calciatore diventi ufficialmente un tesserato del Napoli. Tra un paio di minuti andremo anche al telefono per commentare tutte le ultime in casa partenopea. Ci chiedono, Ricky, voglio sapere anche la tua velocemente, ma il Napoli un sostituto di Zielinski lo comprerà, lo prenderà secondo voi? Dico la mia, secondo me no. Ma io credo che fondamentalmente almeno numericamente ce l'abbia già in casa e forse ce n'è anche più di uno. Non so se hai già capito il nome senza che io lo dica. Ma assolutamente sì, torna Foloruncio, c'è Gaetano e c'è Cajusto. Eh, Lobotka e Anghissà sono intoccabili se giochi a 4, o meglio a 2 perché poi gli altri sono esterni, ti servono 4 centrocampisti centrali per fare il gioco delle coppie. sì, fondamentalmente sì. Allora, tanto si parlava di Sudakov e l'abbiamo detto anche ottimo giocatore, però io credo che
a questo punto con Conte si debba un po' archiviare la pratica Sudakov, e Sì, quello sì, poteva sì. essere il titolo di Zilinski. Sì, sono d'accordo con te. Penso che il Napoli non... Cioè, non lo chi si immagina il sostituto di Zielinski pensa a un giocatore con quelle caratteristiche lì. Io non penso che il Napoli lo andrà a prendere. Ripeto, il Napoli punterà al centrocampo qualora, ripeto, qualora non dovesse essere confermati Gaetano o Cajuste. Se escono tutti e due, il Napoli andrà a prendere un ulteriore centrocampista. Da quello che so io, punta Conte tantissimo su Anghissà, ma davvero tantissimo. Per lui sarà inamovibile il suo scacchiere, gli piace tantissimo anche Lobotka. Folo Runcio rinnoverà tra l'altro con il Napoli fino al 2029 e anche lui nel rampa di lancio. Saranno poi da valutare Gaetano, che spinge però per giocare e io vedo difficile la sua permanenza. A questo punto tutto dipenderà da Cajuste. Se Cajuste convincerà Conte a dargli una chance nel corso della stagione, e allora il Napoli andrà avanti così e non farà un colpo a centrocampo. Qualora poi Cajuste non dovesse convincere Antonio Conte, il Napoli a quel punto potrebbe pensare ad un centrocampista. Ma lo ripeto già da qualche settimana, il centrocampo ad oggi non è la priorità del Napoli, perché è proprio forse l'unico reparto dove si è abbastanza coperti. Attendo news dal nostro Emanuele Bernardo, che intanto mi suggerisce anche qualche nome per il centrocampo del Napoli, poi ne parliamo. Emanuele, attendo news per quanto riguarda invece il nostro primo ospite di serata. Manca ancora qualche altro secondo prima di poterci collegare. No, leggevo anche messaggi, insomma, le parole di Giuseppe Rizzo non è che sono piaciute propriamente a tutti, però ragazzi, è il gioco delle parti, non vi fate assolutamente condizionare. Il Napoli è vicino, è molto vicino ad Alessandro Buongiorno, Ma nonostante se le parole pensiamo alle appunto parole di di Giuseppe Ricky, Rizzo. scusa, Ricky, perdonami, Vai, se vai, vai, pensiamo vai. alle parole dei due agenti, di Lorenzo e Kvara, insomma, fino a qualche giorno fa sembrava veramente tragica la situazione e ora già si modifica. Se andiamo ad analizzare una situazione come quella di Buongiorno, che comunque già volge ad una fase positiva dell'andamento della trattativa, insomma, io penso sia stata più una battuta o in qualche modo Sono per d'accordo, creare. sono d'accordo. Sono d'accordo con te, parliamone di questo e tant'altro ed è un piacere avere il direttore Gianni Ambrosini ai nostri microfoni. Buonasera direttore. Buonasera a voi tutti. Buonasera, parlavamo di Alessandro Buongiorno, insomma il difensore del Torino che è molto vicino al Napoli. Stavamo registrando però le dichiarazioni del suo agente di qualche istante fa, che tra il serio e il faceto davanti alle sede dell'Inter ha detto no, sono venuto a scambiare due chiacchiere con l'Inter anche su Buongiorno. Insomma, strategie di mercato, secondo lei i tifosi del Napoli possono stare comunque tranquilli? Tranquilli, tranquilli quando sarà qui e ovviamente farà le Mm. visite, ma io credo che sia un po' il giochetto delle parti, no? Si cerca di mettere in atto tutte queste manovre per aumentare sempre più il costo del giocatore, cioè non penso che sia altro, cioè, è tutto ben studiato a tavolino, sono convinto di questo perché sia da parte non tanto da parte dei giocatori, perché loro poi fino a un certo punto c'entrano, ma da parte di tutta quella enorme quantità di gente che gira attorno per far salire il prezzo, per avere ovviamente un ricavato maggiore anche per loro. È il gioco delle parti. Io credo che Buongiorno alla fine arriverà al Napoli, anche perché Conte e lo vuole a tutti i costi. De Laurentiis ha dato l'ok, i soldi ci sono, penso proprio di sì. Ovviamente è tutto in itinere, ma credo che dovrebbe andare avanti, me lo auguro perlomeno. È il colpo giusto, secondo lei, direttore, per puntellare la difesa del Napoli, Alessandro Buongiorno? Allora, io adesso faccio un ragionamento molto semplice. Il Napoli l'anno scorso è stata un po' una tragedia totale. 3 allenatori di cui mi sembra strano, salvo solo Mazzarri, perché si è trovato in una situazione più grande di lui, in un momento difficile anche per lui. Ma quello che abbiamo visto all'inizio e poi nella fine è stato qualcosa di aberrante. Per cui credo che a questo punto tutto ciò che accade è tutto in itinere. Non penso che ci saranno molti problemi per fare degli acquisti. Piuttosto credo che il nodo più serio da sciogliere è quello di Osimhen. Che succede? Che farà? Il problema è lì. Dice probabilmente stanno giocando un po' tutti al ribasso per risparmiare perlomeno 20-30 milioni su quella che è la clausola.
credo sia così. Cosa che fa? Resta qui di malavoglia? E a questo punto, ecco, il vero punto è quello. Poi per quanto riguarda gli altri, con il carisma di Conte, c'è un allenatore di alto livello, non solo professionale ma anche carismatico. Ecco, io penso che tutti gli altri problemi si risolveranno e Napoli riuscirà a fare una buona formazione. Ma permettetemi di dire che secondo me la notizia più bella di quest'anno è che De Laurentiis avrà meno spazio negli spogliatoi. Penso che questo sia fondamentale per quanto riguarda la tranquillità del Napoli, perché Conte non le manda a dire le cose, ma le dice direttamente. Il presidente deve fare il presidente, l'allenatore deve fare l'allenatore e ognuno deve avere i suoi ruoli. Questo lo sappiamo anche noi nel nostro settore, nel giornalismo. Cioè io non mi permetterei mai di intervenire in un discorso, che ne so io, del giornalista che è molto pratico e bravo nel campo della medicina. Non ci metterei mai gli occhi. De Laurentiis ha messo le mani un po' dappertutto. Il presidente lo può fare, ma è meglio che non lo fa. E credo che Conte su questo la vincerà sicuramente. Riccardo, a te una domanda per il direttore. Ma direttore, abbiamo parlato un po' di tutto. A questo punto io volevo chiederle come ha visto, una domanda un po' fuori dal mercato, però come ha visto questa mancata presenza di Buongiorno in nazionale a discapito di, ad esempio, Mancini che ha giocato? Perché tanti tifosi del Napoli se lo stanno chiedendo come mai un giocatore così valutato non abbia giocato. Si può fare una battuta, perché Spalletti ha voluto fare un favore al Napoli e l'ha fatto riposare. Ovviamente non credo sia questo il motivo, ma diciamo che Spalletti probabilmente non credeva in questo giocatore e quindi non lo ha fatto giocare. Anche a me è sembrato molto strano, però tutto sommato mi ha fatto piacere, perché alla fine il giocatore viene, perlomeno da quello che io leggo, poi non lo so, sarebbe cosa già fatta, insomma, o quasi. Si tratterebbe soltanto di mettere delle firme sul contratto, però noi parliamo sempre di Buongiorno e va benissimo, ma i problemi del Napoli sono anche altrove. Non dimentichiamoci che il Napoli viene da una stagione totalmente fallimentare, con giocatori che hanno fatto il loro tempo. C'è il problema Osimhen, c'è il problema Kvaratskhelia, anche lì si sta risolvendo. Ecco, anche questa è un'altra questione che io non riesco a capire, ma se un giocatore firma un contratto per 4, 5, 6 anni, nel caso di Quara, deve essere rispettato. Poi può avere gli aumenti perché ha giocato bene, perché è un giocatore di cui il Napoli ha bisogno, ma dico che a questo punto ci sarebbe tanto da discutere sulla serietà di tutti questi dirigenti sportivi, che altro non fanno che creare casino, perché è ovviamente il guadagno quello che conta. Io vorrei soltanto per dire una cosa: se avete fatto caso che in tutte le squadre del campionato italiano di Serie A, e anche di B, gli italiani sono sempre di meno, quindi non meravigliamoci se poi andiamo a un europeo o un mondiale e ci fanno fuori dopo 2 partite. Che non c'è più. Guardate un po', sappiamo anche nel Napoli chi sono quelli che giocheranno quest'anno di italiani. Il portiere, un terzino, cioè non vedo altro. Cioè, quindi anche questa è una riflessione da fare, che ormai il calcio italiano sta attraversando un momento, a mio parere, di grande crisi, anche perché questa formazione che ha fatto il mondiale, insomma, voi siete più esperti di me, insomma, voglio dire, era ben poca cosa rispetto ad altre squadre, quindi non bisogna meravigliarsi se siamo stati fatti fuori. E quindi anche nel Napoli, come abbiamo visto e vedremo, avremo 3, massimo 4 giocatori, probabilmente non giocheranno neanche contemporaneamente, e poi tutti stranieri. Però veramente, per concludere, io credo che alla fine arriverà sicuramente il difensore che è stato scelto da Conte, ma secondo me ci saranno anche cambiamenti abbastanza forti anche negli altri settori. Io penso che Conte, il Napoli inizierà il campionato perlomeno con 4 giocatori nuovi, io intendo da titolari più o meno, rispetto all'anno scorso. Direttore, le faccio l'ultimissima flash prima di salutarla. Prima ha introdotto l'argomento, il post Victor Osimhen, qualora dovesse essere poi ceduto, come anche il Napoli, insomma, non dico che si augura, ma secondo quelli che sono i piani della società partenopea, lei fa parte del partito dei pro Lukaku o degli anti Lukaku come sostituto di Victor Osimhen? Allora,
Lukaku quest'anno non mi sembra abbia fatto un gran campionato con la Roma, perché non penso che abbia, diciamo, raggiunto i livelli a cui ci aveva abituato. È un giocatore di 31 anni, quindi un giocatore ormai di forte esperienza, ma questo non vuol dire niente, perché noi abbiamo visto giocatori anche che a 34-35 anni continuavano a giocare. Prendete Mertens ad esempio, fra poco avrà 40 anni Sì. e continua a essere un giocatore di altissimo livello. Io non credo in Conte, per cui se Conte punta su Lukaku io sto con Conte, perché bisogna lasciarlo lavorare. Finalmente abbiamo, come dicevo prima, un allenatore che fa l'allenatore a tempo pieno, ma con un grande, fortissimo senso di responsabilità, e che le cose non le manda a dire ma le dice. Ripeto, il fatto che nello spogliatoio non potrà entrare nessuno è sintomatico della forza di questo signore, e allora se chiede Lukaku avrà le sue buone ragioni. Io personalmente un giocatore di 31 anni ci aspetterei un po' prima di prenderlo, però mi fido di Conte, quindi credo che la sua, anche perché l'alternativa quale sarebbe per considerare, a meno che, e questa non è una battuta, non resti Osimhen, che se non lo vuole nessuno, credo che alla fine toccherà far giocare lui. Magari con un rinnovo al ribasso del contratto, questi 10 milioni che guadagna in questo momento. È sempre un piacere poter Anche per me. scambiare due battute di calcio con il direttore Gianni Ambrosino. Grazie mille, direttore, buona Grazie serata. a voi, buonasera. Grazie, buonasera direttore. Grazie al direttore Ambrosino. Io lo so, ne abbiamo parlato io e te tra l'altro di Lukaku. Se Conte vuole Lukaku, gli diamo Lukaku, questo è poco ma sicuro. Leggevo però anche qualche altro messaggio da parte della nostra chat. Zero regole, per esempio, scrive Lukaku out, ma per carità. Mentre c'era qualcun altro, sempre zero regole, che diceva il colpo dell'anno sarebbe Gyökeres per l'attacco. E beh, caro zero regole, lì però devi parlare di cifre, di cifroni, no? Altro che di cifre. Diciamo che il mercato non si fa solo con le idee, si fa alla fine poi con i Esatto. soldi e tanti. Quindi Sì, sì. poi io mi rendo conto che qualche tifoso abbia negli occhi il Lukaku della Roma, magari neanche tanto con Mourinho, ma con De Rossi che non riesce, secondo me, Lukaku in un attacco a tre da solo, senza una spalla e senza un gioco costruito su di lui, fa un po' più di fatica. L'ha fatto vedere anche al Manchester United, al Chelsea. E addirittura in Inghilterra si coniò il verbo to Lukaku, che voleva significare Mm, un madornale errore. Però esatto. Lukaku dell'Inter con Conte era qualcosa di diverso. Quindi, occhio. E non diciamo altro. Noi invece ci stiamo avviando verso la conclusione della puntata, quest'oggi versione smart, lo speciale calciomercato, perché subito dopo di noi ci saranno gli amici di tifosi napoletani, quindi con il nostro amico Gennaro Montuori, quindi vi consiglio tra l'altro di restare sintonizzati sul canale 79 del Digitale Terrestre per non perdervi i tifosi napoletani. In chiusura facciamo anche una battuta su quello che è stato anche la notizia di giornata, vale a dire il sorteggio del calendario dei partenopei. Ovviamente, Ricky, siamo ancora all'alba della stagione, non si sa ancora quelle che sono le forze in campo. Questa grafica penso che ti sia abbastanza familiare. Colgo anche l'occasione per fare, come sempre, anche i complimenti al tutto il comparto social di Calcio Napoli 24 per il lavoro che svolge, e sono ringraziamenti assolutamente doverosi. Però questo è il girone d'andata. Si comincia a Verona. Non lo so, io c'ho un vago ricordo di questo Verona-Napoli ad agosto, ad inizio Ma io oggi mi campionato. sono, Sarà che sono un romantico, però. io oggi mi sono un po' scontrato con chi dava, insomma, mm, questo ricordo di Verona, ma perché alla fine, secondo me, dobbiamo un po' toglierci quest'idea dello scudetto ancora. Ci ha un po' frenato anche quella l'anno scorso, ovviamente non è assolutamente quello il merito della stagione fallimentare dell'anno scorso, però mi focalizzerei, e non per portare seccia o qualcosa del genere, però guarderei insomma le partite su cui focalizzarsi, secondo me sono quelle dalla 10ª alla 15ª: mm. Milan-Napoli, Napoli-Atalanta, Inter-Napoli, Napoli-Roma, Torino-Napoli in trasferta, Napoli-Lazio. Secondo me è un bel filotto. Se Eh sì, in sì. quelle partite riesci a fare tanti punti,
acquisisci anche un carattere, una mentalità che con Conte ti può portare poi a quello che hai detto prima. E questo invece il girone di ritorno si chiude con Napoli-Cagliari. Tra l'altro, a proposito di Verona-Napoli, caro Ricky, anche i 91 punti di Sarri si iniziò con un Verona-Napoli, quindi magari quantomeno col punteggio porta Però bene, quello vuol non è dire che che porta proprio bene, eh? No, però quest'anno, insomma, quest'anno neanche l'avresti vinto il campionato a 90 punti, però vuol dire che comunque è una stagione da protagonista se cominci col Verona. Poi in un caso hai vinto, in un altro no, però l'importante quest'anno è tornare a essere protagonisti e non fare un campionato del dimenticatoio con 40 punti dalla prima. Quest'altra era invece il girone di ritorno che vedrà, insomma, il Napoli anche lì impegnato con, ricordiamo sempre asimmetrico tra l'altro il calendario, il Napoli che chiuderà con il Cagliari alla 38esima giornata allo stadio Diego Armando Maradona, mentre la quart'ultima si giocherà nella Lecce di Antonio Conte. Magari lì la Sì, 35esima forse, potrebbe festeggiare a Lecce, va, sarebbe bello. forse su quelle di ritorno Mm. c'è più da segnalare, vabbè, a parte il trittico Mi sembra del... più equilibrato a me il girone di ritorno, posso Sì, dire la perché se vedi mia, mi sembra un po'. c'è Sì, praticamente da segnalare Atalanta-Napoli alla 21esima, subito dopo Napoli-Juventus alla 22esima e Roma-Napoli in trasferta alla 23esima. Però sì, un filotto di 3 partite ci può anche stare, non è clamoroso come quello dell'andata, del girone d'andata. esattamente. Quello che Non avendo magari, le coppe poi. diciamo che trovando il pelo nell'uovo, quello che si può dire è che dalla 32esima in poi ci sono abbastanza squadre che potrebbero orbitare Mm, in ottica salvezza e quindi è lì vero. vanno a giocare con il sangue agli occhi. Io mi auguro chiaramente che il Napoli, che secondo me, premetto, non deve temere nessuno, deve avere fiducia in Conte, però è giusto comunque analizzare anche queste dinamiche. Assolutamente sì, siamo ormai pronti, prontissimi per l'inizio della nuova stagione. Io francamente sono molto curioso di andare a capire, oltre al mercato, anche quelle che saranno le dinamiche di allenamento di Antonio Conte nei due ritiri. Ce lo racconterà anche il nostro Riccardo Nicotra in quel di Di Maro. Un lavoraccio vi aspetta, ragazzi, quest'anno, quindi Questo. forza, forza e coraggio a tutto lo squadrone di Calcio Napoli 24 che salirà a Di Maro per mostrarvi di tutto, di più H24 su tutti i nostri canali, canale 79 il digitale terrestre, calcionapoli24.it, il nostro canale YouTube, Instagram, TikTok, non lo so dove più dobbiamo andare, TG Parlamento, vogliamo andare anche lì Ovunque, noi a fare ovunque. qualcosina, siamo ormai praticamente ovunque, così come ovunque il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia che vado a salutare e a ringraziare, così come ringrazio ed è sempre un piacere con il mio Riccardo al quadrato, Riccardo Nicotra, grazie Ricky, buona serata. Sempre un top coppia, spero top. Sicuramente il grande Riccardo Catapano, che saluto e ringrazio, è Togli, bravissimo. togli lo spero, è sicuramente così, fidati, e chi dice il contrario lasciamo perdere, va, lasciamo perdere. Buona serata a Riccardo Nicotra, Emanuele Bernardo. Vabbè. Subito dopo di noi invece ci sarà tifosi napoletani per quanto riguarda insomma i prossimi appuntamenti di Calcio Napoli 24 TV con Gennaro Montori, quindi restate sintonizzati sul canale 79. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano che vi augura buona serata, speciale calciomercato torna domani a partire dalle ore 20.